Sì, diciamo che l'economia vicentina è quella che per certi versi è stata più colpita prima, ma che oggi reagisce in maniera positiva proprio per una crescita delle esportazioni e quelle realtà di impresa esistenti in provincia stanno dimostrando una grande dinamicità e una grande voglia di occupare mercati al di là dei soliti tradizionali. Allora, sul fronte dell'occupazione stiamo registrando sicuramente con gli ultimi dati del secondo trimestre del 2011 una cosa particolarmente interessante, perché rapportando i dati del primo trimestre 2011 a quelli del 2010 e rapportando invece i dati del secondo trimestre del 2011 a quelli del 2010 siamo passati dal 5,8 al 4,4, il che vuol dire che è un salto qualitativo notevole, a dimostrazione che si sta cominciando a risistemare in un'economia difficile che ha comunque necessità di essere sostenuta attraverso relazioni, attraverso reti, attraverso meccanismi che possono consentire una maggior presenza del settore industriale tradizionale come quello manifatturiero, che possa coprire e sviluppare attraverso l'innovazione tutta una serie di iniziative a livello internazionale. Il turismo diciamo che sta andando bene, ma certamente la provincia di Vicenza non è tra le province che raggiunge un picco particolarmente rilevante, perché il turismo esistente in provincia di Vicenza è un turismo d'arte, un turismo culturale per certi versi, è un turismo legato alla montagna e un turismo legato alle terme. La tipologia di turismo presente, che qui è insediato essenzialmente da persone derivanti nel settore nazionale, probabilmente non solo regionali ma anche lombardi, ma certamente la grande crescita che il turismo sta avendo in Veneto ha dei riflessi positivi anche in provincia di Vicenza. Ci sono due elementi che sono stati presi in considerazione in questo rapporto statistico. Uno è l'aria e l'altro sono i rifiuti. Per quanto riguarda l'aria, dal 2005 ad oggi c'è una tendenza alla diminuzione dei PM10 e quindi significa che in qualche misura le azioni che sono state fatte sia a livello di industria sia a livello di utilizzo delle macchine all'interno del territorio stanno migliorando la situazione dell'inquinamento. L'altro elemento di riferimento sono i rifiuti. La raccolta differenziata ormai sta diventando un fiore all'occhiello anche della provincia di Vicenza, dove ormai il 77% dei comuni hanno ben più che superato i vincoli posti a livello comunitario.